fischio con Cassato, ora Cipolla. Ancora Cassato. Nuovamente Cipolla, poi Giannusa. Cassato. Cipolla. Qui serie di contatti davanti alla porta dell'Ispica. Mentre riceve la palla Cassato. Bella la finta di corpo, arriva sì il fischio, arriva il primo. Il calcio di punizione era affidato a Giannusa con Cassata che parla con lui. C'è il fischio con Cassata che è la pista su Giannusa, ora tocca a Cipolla, prova a liberarsi lui. La palla che entra in rete, è stato bravo e fortunato in questa circostanza. Villaurea, 2 minuti 24 secondi. Si sblocca dalla squadra di Antonio Gallo. Ispica che uomini oltre la linea metà campo. Attenzione alla botta intanto, palla alta sul tentativo dalla distanza. Giglio che gioca contro Giannusa. Cipolla. Resta ordinato il quintetto di Antonio Gallo che qui si difende, ancora insistito ma con pochi varchi da parte dell'arcobaleno. Palla che torna fuori mentre debutta in partita Scalavino con una vistosa benda sul ginocchio sinistro. Allora continua a ruotare il pallone, questa volta però in 4. Ispica che prova ad andare in 1 contro 1, questa volta respinge Scalavino bloccando la linea di passaggio. Di fatto 1 minuto di gioco effettivo senza praticamente nulla da segnalare. Questa palla dentro, il pallone che si perde fuori. Qui ha rischiato un po' il Villaurea, tornando a Rinaldi. Oggi debutta come Melilli in Serie A e debutta su un campo non facile come quello del Petrarca. Lui che l'anno scorso ha allenato per alcune gare in Serie A sulla panchina del Polistena, portato da lui stesso dalla 2 alla A. Intanto attenzione alla ripartenza in quella che si perde fuori, si divora il gol del possibile 2-1 qui l'arcobaleno. Si rimane sul 2-0 ma qui ha rischiato il Villaurea che adesso prova ad uscire. Paolo Scalavino che sta in gioco, il talentuoso under. E intanto la spinta, la palla che si perde fuori. Ricordiamo domani, intanto c'è un fischio. Fischio e calcio di punizione per l'arcobaleno Ispica, un fallo che non è ancora stato messo. Adesso viene inserito 9 minuti e 56, siamo a metà esatta del primo tempo, mentre ancora si discute probabilmente la situazione da discutere. No, non è fallo. Allora si riparte da un calcio di punizione, ma no.
Bonanno, Bonanno la respinta e si allontana la difesa dell'arcobaleno in fallo laterale, occasione per la doppietta di Gabriele Bonanno. Usa il tiro improvviso, la parata. Don Carlo questa volta un Caracappa che arma il destro, c'è la deviazione, poi Furnari che mette ancora in calcio d'angolo, insiste la Don Carlo, secondo minuto di recupero, corner da destra, batte Concialdi, riuscita non sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Mazzarese, il recupero palla da parte della Don Carlo con il tocco di Lucera per Caracappa, 1 contro 1, la vince però Samuele Caracappa, primo gol tra i professionisti per il centrocampista, arriva tutto il gol che porta la Don Carlo Misilmeri sul 2-1 e a 17 più recupero dalla fine, è quasi una certezza, un certificato di passaggio del turno per la squadra guidata da Utro che applaude i suoi giocatori, ma non è finita qui perché la Don Carlo sigillo sulla partita, qui un cross dell'inesauribile africano, smanaccia in qualche modo Furnari, poi la palla per Lucera, il quale finta, si porta la palla sul sinistro, prova il tiro, la palla si alza sopra la traversa, poi ancora la giocata col tacco di Raimondo Lucera che poi prova a dribblare un paio di avversari, costretto però a ricominciare la palla dalle parti di Pellegrini. Quindi se volete potete fare tutti gli switch che volete. Il tiro e il grandissimo gol nel giro di 20 secondi per il Real Termini. Arriva Pedace in contropiede, porta super tap per il gol di Termini, 7-4. Il gol di Pedace ha rassicurato tutti. Sirena Ispica con il fondo Scalavi. Il possesso palla blando da parte dell'arcobaleno Ispica. Ancora Mascaregnas chiamato in causa, sempre Di Benedetto a giocare da out. Adesso supera la linea di Benedetto, calcia, trova la palla fuori. Ora la tiene, una scivolata che sfavorisce addirittura Giannusa. Buona, poi ancora Bonanno a pressare su Di Benedetto, motocicletta, viene però fermato. Campionato a un certo Anthony Isgro che abbiamo osannato e incensato come giusto che sia. Qui forse Di Benedetto di Isgro a malapena il numero di maglia, che è il 7, quello che indossa il Palermo. Menti e da Cipolla, ancora Badalamenti, torna da quello che è diventato il capitano dopo, ricordo, l'espulsione di Cassato. Cipolla si libera, per Giannusa che quasi la perde, poi giallo per Giannusa. Sono fatte male lo spagnolo quando non si è il portiere di loro, sono usciti. Si riprende, 7 minuti 14 secondi alla fine. È rientrato Orlando, che di fatto è backup di Bonanno. Vedoveri Gonsalves intanto, palla ancora per Di Benedetto, se ne finta contro Badalamenti, la perde malamente il capitano dell'arcobaleno. Badalamenti, tocco per Giannusa, fermato dall'intervento di Cataldi. Vedoveri Gonsalves non trova la porta, non trova sul secondo palo Cataldi, palla fuori.
Badalamenti Di Simone che ha appena preso il posto di Cipolla, non trovato il pallone per Orlando. Allora si riparte dal fondo con l'Arcobaleno che la gioca con Vedovelli Gonsalves. Modica, Di Benedetto, ancora contro Giannusa, serie di finte di Benedetto, va a raddoppiare Orlando, rimessa per l'Arcobaleno. Ancora Di Benedetto che è andato può provocare anche Giannusa, occhio alla conclusione di Vedovelli Gonsalves, palla sopra la traversa, 6 minuti 4 secondi. Tanto torna Scalavino al posto di Giannusa. Di Simone, Orlando con la giocata su Vedovelli Gonsalves, ancora Orlando, la chiusura di Di Benedetto. Tutto ok per l'arbitro, allora Fidelio a rimettere in gioco il pallone. Vedovelli Gonsalves, palla per Di Benedetto, l'altra parte, mette a sedere Giglio, la chiusura di Di Simone che dà una mano enorme ai suoi. Modica, Vedovelli Gonsalves, se la porta sul destro, finta il tiro, sempre contro Orlando, ancora la giocata. Poi la palla sul secondo palo, Giglio, rispaccata sul tentativo di Modica e poi la palla subito in avanti per Di Simone. Evitato Vedovelli Gonsalves, sempre Di Simone che la tiene e allora può salire con calma il Villauria, sempre palla al piede, sempre col suo numero 4. Badalamenti, Scalavino, Di Simone, scambiano i due. Orlando, Badalamenti, poi Di Simone subito per Scalavino. Scalavino all'1 contro 1, prova a saltare Vedovelli Gonsalves che lo ferma senza commettere fallo. Poi Di Benedetto fermato, cerca di tenere palla, ancora Scalavino all'ultima parola, poi prova a passare su Modica, riesce a portare via il pallone, un 2 contro 1 per il Villauria con Scalavino che trova Orlando, l'uscita di Fidelio, time out chiesto da Antonio Gallo. 4:25, ancora 3-1 per il Villauria. Finito il time out, si torna a giocare 4:25. Si riparte con la rimessa per il Villauria. Di Simone per Orlando.
Mongolini da Orlando che arpiona la palla. Scalavino. Poi Badalamenti per Di Simone. Orlando prova a passare in mezzo, ha giocato un po' rischioso, infatti perde palla. Di Benedetto, serie di finte. Cataldi. Vedovelli Gonsalves. Cataldi, palla per Di Benedetto. Tanto torna Lupo e allora sono in 5 nell'arcobaleno Ispica. 3 minuti e 23 secondi. Lupo. Di Benedetto col tocco per Vedovelli Gonsalves. Palla dall'altra parte per Modica che va sul secondo palo, non arriva Cataldi. E qui Lupo che sta infortunato. Intanto ordinato un cambio rimessa, anche con qualche secondo di ritardo. E allora si riprende con gli ultimi 3 minuti in arrivo. Lupo, Cataldi, ha spazio per entrare Cataldi e Giglio si oppone, mette il calcio d'angolo. Vedovelli Gonsalves, si oppone Badalamenti, poi Cipolla. Intanto arriva anche l'ammonizione per Antonio Gallo, direttore di gara, il primo arbitro a mio parere ha un po' perso la rotta in questo finale. Cambio rimessa, no, ci deve essere il fischio prima, fischio che arriva ora. Lupo, Di Benedetto, palla per Vedovelli Gonsalves, ancora Di Benedetto per Lupo, ultimi 2 minuti e 40 sul tabellone del Pala Don Bosco. Villaure che difende il suo doppio vantaggio. Vedovelli Gonsalves cerca di verticalizzare, chiude tutto Scalavino. Di Benedetto da volta sul sinistro, lo prova, respinge con la schiena Badalamenti, ma ancora Di Benedetto che perde l'equilibrio. Orlando, la palla colpisce il tetto e si perde fuori. Riposo per Orlando, probabilmente chiuderà in campo Gabriele Bonanno. Di Benedetto, palla per Lupo che in qualche modo allunga su Cataldi, la palla però è uscita. La battuta lunga di Badalamenti per Bonanno che prova a girarsi. Bonanno se la porta sul sinistro, Bonanno viene chiuso dai due e poi anticipa l'intervento di Fidelio ma non riesce a giocarla subito. Vedovelli Gonsalves, palla per Modica che cerca di passare su Scalavino, il quale lo ferma. Ancora Scalavino, cerca lo strappo, Scalavino messo giù, l'arbitro non fischia neanche questa volta. Questa cosa è Lupo che zoppica vistosamente per via del problema fisico che gli è occorso poco fa. 1 minuto e 25. Vedovelli Gonsalves, palla per Di Benedetto, poi Lupo, ancora il suo capitano che cerca il varco.
Cataldi. Lupo Di Benedetto. Palla poi per Cataldi, in qualche modo la tocca ma non trova la porta. Poi prova a passare Badalamenti, che non cerca il tiro ma alleggerisce. Badalamenti la ritrova, la porta è vuota. Badalamenti! La chiude! Badalamenti! E il gol del 4-1 e il Villaurea con ogni probabilità conquista la sua prima vittoria in campionato. 4-1 per la squadra salesiana. 61 secondi alla fine. Il gol di Cristian Badalamenti, che qui forse poteva essere sembrato un po' leggero, per dire così, sulla giocata, ma poi con intelligenza, con un po' di fortuna, un po' di furbizia trova il gol che probabilmente manda il discorso in archivio per il Villaurea. Con 54 secondi a giocare, qui Badalamenti recupera un altro pallone, cerca questa volta il tiro sopra la traversa. Non vuole concedere la giocata facile sul quinto uomo il Villaurea, palla lunga, recupera subito Cipolla, vediamo se la tiene, sta cercando qui Bonanno, alla fine guadagna fallo laterale l'arcobaleno. Altra scelta discutibile da parte del primo arbitro. Cataldi, palla per Di Benedetto, poi Lupo la tocca dentro, interviene Giglio che voleva calciare, calcia lo stesso Giglio, palla fuori. Ultimi 37 secondi, ormai dovrebbe essere chiusa la pratica per il Villaurea, che recupera un altro pallone con Badalamenti, il quale va in stop and go, poi allunga ancora la falcata, va dentro, c'è la deviazione, interviene Lupo. Vedovelli Gonsalves, lungo a cercare Di Benedetto, esce Giglio, la fa uscire. 18 secondi, attenzione perché sta facendo il cambio adesso in porta e il Villaurea non accelera, non vuole accelerare. Scalavino sa che la partita ormai è in ghiaccio e allora si fanno scorrere gli ultimi secondi di questa partita, vinta adesso sì dal Villaurea, un punteggio di 4-1 contro l'Arcobaleno Ispica, prima vittoria in Serie B per la formazione guidata da Antonio Gallo, che con la doppietta di Cipolla, col gol di Bonanno nel primo tempo e con la ciliegina sulla torta messa da Badalamenti nel finale, chiude ogni discorso con in mezzo il gol del momentaneo 2-1 messo a segno per l'Arcobaleno Ispica dal portoghese Vedovelli Gonsalves. Vittoria che porta il Villaurea a quota 5 punti in classifica dopo 2 pareggi e dopo 3 sconfitte. Arriva il primo sigillo in campionato. Domattina torneremo qui al Pala Don Bosco per raccontarvi la sfida del campionato nazionale juniores del girone B tra il Villaurea del tandem Speciale Bertucci dei campioni d'Italia in carica contro il Futsal Messina. Vi salutiamo su questa immagine, vi salutiamo sull'esultanza da parte della formazione salesiana, che si gode così la prima